Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? Stamattina, un'ora fa, quando è partito. Ho preso su la moto e ha detto accompagno fino in autostrada un'amica che era venuta a trovarci e poi faccio un giretto, che è una bella giornata. Nel fosso il casco, la moto e il corpo senza vita. Non ha fatto più ritorno a casa Elvio Ribulmazzola, settantenne di Casier, morto sul colpo in un incidente stradale proprio lì lungo il terraglio a Preganziol, a pochi chilometri dalla sua abitazione in vicolo Guizzetti. Era fantastico, ci aiutava tantissimo in casa. Così. Stava rientrando nella sua bifamiliare, Elvio Mazzola stava tornando dal nipotino di pochi mesi e sua figlia Margherita, quando un furgoncino uscendo dal cash and carry in direzione Preganziol lo ha travolto in sella alla sua Yamaha. Secondo i primi accertamenti, infatti, il furgone, con a bordo una coppia, uscendo dal parcheggio dell'Ingrosso, avrebbe svoltato a sinistra. Una svolta però vietata, come ci racconta un dipendente della zona. Un obbligo di svolta a destra. In teoria non si potrebbe andare verso Preganziol direttamente. Elvio Ribulmazzola, originario del Bellunese, di Padola di Comelico Superiore, ex guardia giurata, era volontario della Croce Rossa a Mogliano, oltre che un motociclista appassionato. Gli prendeva sempre la moto tutti i giorni? Sì, lui era motociclista, viaggiava con noi, siamo in famiglia, siamo tutti motociclisti. Lui viaggiava sempre con noi, era un motociclista attento, sempre con tutte le protezioni del caso. Vedovo da ormai 10 anni, Elvio dedicava il suo tempo al volontariato, alla sua Yamaha, ma soprattutto al suo nipotino, nato da pochi mesi. Un vuoto ora in vicolo Guizzetti, difficile da colmare per tutta la famiglia. Lo ricordo bene, dai. Bene, lo ricorderemo sempre bene.